Ma che cosa fai lì? Entra, ho cucinato io. Su, accomodati e serviti. Ma io veramente non ho ancora finito il mio lavoro. Non importa, lavorando in tre abbiamo fatto già molto. E sta tranquillo che finiremo anche il resto. Adesso siediti e mangiamo, su. Va bene. Ma posso mangiarli davvero tutti? Perché no? Serviti come vuoi. Magnifico, grazie. Buon appetito. Altrettanto. Dopo, se vuoi, puoi prenderne ancora. È il più bel pranzo che abbia mai fatto in vita mia. Dici davvero? Ti sembra buono? Mi fa piacere. Ora dimmi un po', quanti anni hai? Vorresti sapere la mia età? Sì, se vuoi dirla. Boh, forse 7, così credo, ma non l'ho mai saputo esattamente. Come sarebbe a dire, non sai quanti anni hai? Che c'è di male? Non lo so, però non è colpa mia. Sono stati in tanti a prendersi cura di me. Adesso sto col padrone. Incredibile. Ma allora vuol dire che non sei mai andato a Mi scuola? piacerebbe però. Davvero incredibile. Ma perché hai tanta paura del tuo padrone? È terribile. Al primo sbaglio che faccio mi concerà per le feste. Ascoltami bene. Al prossimo sbaglio che fai ti concio per le feste e ti mando a chiedere l'elemosina. Capito? È per questo che voglio far bene il mio lavoro e mantenermi da solo. Così potrò andare a scuola e comprarmi dei vestiti. Questa camicia me l'ha regalata il mio padrone. È vecchia, è vero, però devo dire che è comoda. Ho perso tempo. Chissà che dirà il padrone. Aspetta, veniamo ad aiutarti anche noi. Su, Nino, andiamo in fretta. Eccomi. Oh Silvia, non dirlo al babbo e alla mamma. E va bene. Grazie del pranzo. Lo spazzacamino ha fatto proprio un ottimo lavoro. E poi Enrico mi ha stupito trovare la tua stanza così in ordine. Sì, ci avete fatto proprio una bella sorpresa. Già, Enrico e Nino oggi si sono comportati davvero bene, non è vero? Oh, beh, sì, certo. Sì, bene. Dimmi, Silvia, non ti sembra strano che un bambino così piccolo possa fare lo spazzacamino? E infatti, pensa, non va a scuola. Oggi non aveva neanche fatto colazione. Per di più sembra che il suo padrone sia terribile. Chissà che starà facendo adesso il piccolo spazzacamino. Siamo alle solite. Bene, non entrerai in casa finché non avrai trovato il denaro.
Arrivederci. Ciao! Ciao. Ciao, ciao! Guardate il piccolo spazzacamino. Come? Che gli è successo? Cosa c'è che non va? Non piangere, su, e dici cos'è successo. È terribile. Io ho perso tutti i soldi che avevo Oh, guadagnato. santo cielo. Mi ero dimenticato che avevo la testa dei calzoni bucata. Enrico, che succede? Babbo, questo è il piccolo spazzacamino. Ah, dunque, è lui. Poveretto, ha perso tutti i soldi che aveva guadagnato. Non possiamo fare niente per lui. E quando se ne è accorto il mio padrone... Ehi, fannullone! Finalmente ti ho trovato. No! No! Buongiorno a tutti voi, signori. Mi perdoni? Vede, è una faccenda personale. Signore, è la Sono ore che mi sto affannando a cercare il denaro che tu hai perduto. Ma vedo che tu invece sei venuto a giocare. No, lo sto cercando anch'io. E lo hai trovato? No, non sono riuscito a trovarlo. Hai cercato bene? Mm. Hai guardato nella tasca posteriore? Sì, ma purtroppo c'è un buco lì. Eh? Oh. Ecco qui i soldi. Possibile. Oh, ma io li avevo persi davvero. Ma ora sono qui a quanto pare. Ma il buco c'è davvero. Fatto sta che erano proprio lì. Mi creda, fino a un minuto fa nella tasca i soldi non c'erano. E come ce l'avrei trovati per opera dello Spirito Santo? Oh, padrone. Adesso ti sistemo io, prendi! No! Padrone, sa dirmi dove vive Dio? Sento il bisogno di ringraziarlo. Su, vieni, andiamo a casa. Alberto, che possiamo fare per aiutare quel bambino? Cercare di convincere il padrone a mandarlo a scuola e parlarne con il direttore. Pochi giorni dopo, il babbo riuscì a convincere il padrone a recarsi con lui dal direttore per parlare del piccolo spazzacamino. Oggi è un giorno lieto. Lei ha promesso di allevare questo bambino come se fosse suo figlio e di mandarlo a scuola. Che altro potevo fare, signore, dopo tutto quello che lei e il direttore mi avete detto? Bene, non dubiti, la scuola la sosterrà validamente in questa scelta. Signorina Delcati, affido a lei questo caro bambino. Da sentire, zuccone! Da questo momento in poi cerca di essere sempre il primo della classe, altrimenti ti concio io per le feste. Quel burbero padrone era più simpatico di quanto pensassimo. Lo spazzacamino è stato messo nella classe della signorina Delcati. Nino così ha un nuovo e meraviglioso compagno. Non solo, alla scuola Baretti siamo tutti entusiasti del nostro piccolo spazzacamino. Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite e i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornano più.